Due conferenze dedicate ai soci dell'Università Popolare di Trieste, aperte anche ai non iscritti su prenotazione, sono in programma il 16 e 23 giugno all'ITES di Via Pascoli. Gli appuntamenti, guidati dalla docente di Storia dell'Arte Francesca Martinelli, propongono un doppio percorso tra Seicento e Arte Mitteleuropea. Nel corso dell'anno l'Università Popolare ha sviluppato un ampio programma di attività tra autunno e inverno, con iniziative culturali, formative e divulgative. Quest'anno abbiamo voluto innovare un po' anche il rapporto con i soci, abbiamo fatto 4 visite studio, una in Croazia, una in Slovenia, una a Villa Manin, un'altra a Udine. Abbiamo rafforzato anche i legami tra le comunità italiane dell'Istria e i soci che abbiamo, che ricordo sono oltre 700 qui a Trieste. Adesso l'attività però non si ferma, abbiamo fatto i corsi, circa una cinquantina, 45 per l'esattezza, con 600 partecipanti. Il primo incontro, il 16 giugno, è dedicato a Caravaggio Segreto, un'analisi del linguaggio rivoluzionario del pittore tra luce e ombra, con approfondimenti su tecniche pittoriche, indagini diagnostiche sulle opere, uso di modelli popolari e simbologie nascoste, fino alle ipotesi più recenti sugli ultimi anni e sulla morte a Porto Ercole. Parleremo di Caravaggio Segreto, quindi non soltanto illustrando con diapositive quelli che sono i capolavori di Caravaggio, ma anche quelle strane storie curiose che si nascondono dietro i quadri. Sono conferenze di 1 ora e mezza, sono conferenze fatte per i soci ma aperte a tutti, quindi tutti possono partecipare. Il secondo appuntamento, il 23 giugno, è dedicato alla Vienna sul mare, un viaggio nella Trieste tra fine Ottocento e primo Novecento, tra influenze delle accademie di Monaco e Vienna e nascente modernismo. Al centro i pittori dell'epoca, tra cui Scomparini, Rieti e Veruda, e la costruzione di un'identità artistica sospesa tra cultura mitteleuropea e realtà del porto, con ritratti e paesaggi della città di confine. I pittori triestini di fine Ottocento, quindi l'influenza anche austro-ungarica sulla pittura, parliamo per esempio di Veruda ma anche di altri, e crediamo che sia un campo molto ben documentato a Revoltella ma che merita di essere approfondito. L'altra iniziativa alla quale tengo particolarmente, è la prima volta che lo facciamo, è a luglio, saranno 3 settimane di corsi di disegno per bambini dai 10 ai 13 anni. Questo anche in considerazione del fatto che è bene che i ragazzi, parliamo di ragazzini 10-13 anni, d'estate abbiano delle opportunità anche di incontrare l'arte. Saranno incontri naturalmente brevi, 1 ora e mezza, 3 volte alla settimana, nelle 3 settimane di luglio. Con queste iniziative noi diamo un po' un impulso e una preparazione a quelli che saranno i corsi poi che partiranno in autunno, come ogni anno, sui quali stiamo già ovviamente lavorando in termini di programmazione.